Due squadre a pari punti, due squadre che oggi si giocano tutto, salvezza, play-out o retrocessione diretta. Ogni scenario è ancora aperto e il destino dipende anche dai risultati degli altri campi. Appassionati di futsal, buon pomeriggio da Antonio Iozzo. Questo è il Palanselmi, questa è Real Fabrica Mestre Fenice, ultima tappa del girone A di Serie A2 Elite. 40 minuti di fuoco, 40 minuti che valgono un'intera stagione. Si salutano le due squadre in mezzo al campo, noi ne approfittiamo per conoscere le scelte dei due allenatori, i quintetti di partenza. Real Fabrica con Relandini tra i pali, in mezzo al campo De Betio, Frigerio, Martinez e Triglia, a disposizione di Luca Lucchetti anche Candic, Sbarra, Nathan, Vega, Giove, Stentella e Affatato. Risponde il Mestre Fenice con Zanotto tra i pali, in mezzo al campo Ruzzene, Bui, Vailati e Petri, a disposizione di Gabriele Landi anche Pineiro, Moscoso, Gagliani, Baldresca, Mazzon, Cullani e Genovesi. Un'assenza pesantissima, quella di Bebetigno, che si è fatto male nell'ultimo match. A dirigere l'incontro Antonio Di Mundo di Molfetta e Matteo Ottaviani di Trieste. Al cronometro Ionut Cristea di Albano Laziale. Clima incandescente qui al Pala Anselmi, splendida cornice di pubblico per questa sfida che, come detto, vale tanto, anzi vale tutto. Cercheremo di tenervi aggiornati anche sui risultati degli altri campi fondamentali per capire il destino di queste due squadre. Foto di rito per il Real, si carica il Mestre Fenice che va a schierare il suo quintetto di partenza. Sarà il Real a dare il via a questo match. Sul punto di battuta nel cerchio di centrocampo Mattia Triglia, stella del Real. Fischietto in bocca. Si parte, Triglia per Frigerio. Tocco all'indietro De Betio e poi il capitano Martinez. Subito la profondità per Triglia che cerca lo spunto, fermato ma ancora Real Fabrica a gestire il pallone. De Betio, lancio lungo nel vuoto, anzi no, perché Triglia ci arriva, la tiene in campo in un primo momento, poi arriva la segnalazione del direttore di gara, rimessa laterale per il Mestre Fenice che qui prova a imbastire la prima azione offensiva del suo match. Petri aggredito, Ruzzene va a destra, poi il tocco all'indietro, l'impostazione di Vailati che torna a destra, la profondità, Ruzzene, cambio di lato, Petri, controllo, pallone sul mancino in mezzo dopo che ha superato la linea e allora rimessa laterale per i padroni di casa. Martinez con calma attende Martinez che poi chiede un tocco con il braccio, arriva il fischio del direttore di gara con un istante di ritardo, ecco il motivo delle proteste, poi torna tutto alla normalità. Calcio di punizione, primo fallo del match, possesso Fabrica. De Betio, Martinez cerca lo spunto, giocata, pallone in mezzo e Triglia sblocca il match. 1 minuto 7 secondi, segna sempre lui, Mattia Triglia. Si fanno sentire i tifosi di casa, il Fabrica è avanti con il 25esimo gol in campionato di Mattia Triglia. La firma di Triglia, ma che giocata di Martinez.
grande spunto del capitano sulla sinistra e poi il tocco comodo del 16 di Lucchetti, che ha fatto impazzire il pubblico di casa, sempre molto presente, sempre molto rumoroso, oggi ancora di più. Triglia, ancora lui, fermato la pressione rabbiosa di tutto il Real, che si prende il fallo laterale. Approccio giusto dei ragazzi di Lucchetti, che qui al Palanselmi hanno costruito la loro classifica. 22 punti su 27 totali per un Real che invece ha fatto malissimo in trasferta, dove non ha mai vinto. Petri, vediamo la reazione del Mestre Fenice che prova Ruzzene. Petri chiuso da Martinez, pallone in fallo laterale. Mestre Fenice che ha cambiato passo nel girone di ritorno, dove ha conquistato il doppio dei punti, 9 all'andata, 18 al ritorno. Petri, pallone in avanti, conclusione murata, ancora Ruzzene a puntare Frigerio. Ruzzene cerca lo spunto, cerca Bui, la lettura ottima di Relandini che blocca il pallone, poi cerca in profondità Triglia che va a lottare, non riesce a tenere in campo il pallone, che viene rimesso in gioco. Vailati per Bui, avanza sulla destra, poi il cambio di lato. Petri, spalle alla porta, duello con De Betio, e allora Petri ricomincia da Vailati, si alza il Fabbrica a pressare. De Betio per poco non recupera il pallone, attenzione a Petri, Petri a terra, fischia il direttore di gara e arriva anche il giallo per Martinez. Parità nei falli, 1-1, giallo per Martinez. Il capitano, grande protagonista, autore dell'assist che ha sbloccato il match con il tocco di Triglia. Adesso si prende il giallo per fermare Petri. La reazione del Mestre Fenice, che fuori casa ha conquistato 12 punti. Un ottimo bottino per i ragazzi di Gabriele Landi, che come detto oggi devono rinunciare a un uomo chiave come Bebetigno. Calcio di punizione molto interessante. Bui sul pallone, si allontana, va Mazzon con il destro, traversa dopo la parata di Relandini che esulta. Che occasione, la traversa del capitano, si salva il Fabbrica. E poi altro fallo fischiato dal direttore di gara, il secondo del Fabbrica, che adesso soffre. Giocata di Bui, Bui in mezzo, chiusura straordinaria di Martinez, che poi chiede anche il fallo laterale, lo ottiene. Sfortunato il Bui nel rimpallo, è una bolgia il Pala Anselmi. Tra poco andremo a guardare anche i risultati che stanno maturando sugli altri campi. Tutte le partite in contemporanea in questa 26esima di A2 Elite, l'ultima della regular season. Rimessa laterale per il Real, pallone in mezzo di Martinez, nessuno ad attaccare il secondo palo, allora può andare Zanotto con le mani. Frigerio in corner, pallone in mezzo, Martinez in fallo laterale senza rischiare. Brutte notizie intanto per entrambe le squadre, perché il Montegrappa è avanti sul Maccanna Prata, quindi si allontana la salvezza diretta, anche se manca una vita. Mazzon, Vailati, Mazzon, giocata, pallone in mezzo, Relandini e poi Frigerio. Sta crescendo il Mestre Fenice. Zanotto con i piedi, Bui ha già fatto vedere il suo talento.
Vailati imposta con calma, la porta, profondità, malinteso con Bui, lascia scorrere il pallone la difesa di Lucchetti che si prende il fallo laterale. Frigerio, Stentella, lancio per il solito Triglia che termina a terra, il fallo di Vailati. La qualità di Triglia, giocatore che sa fare praticamente tutto, si sta sacrificando nel ruolo di pivot nonostante un fisico non così imponente. Lui la tiene la palla e come, costringendo spesso al fallo gli avversari. Si è preso il calcio di punizione. 2-2 per quanto riguarda i falli, 4 minuti esatti sul cronometro, pallone battuto velocemente, occasione enorme per Triglia su un altro assist di Martinez, disperazione del capitano che qui già pregustava il 2-0. Ci ripensa anche Triglia a un passo dalla doppietta, funziona l'asse Martinez-Triglia da cui è nato l'1-0 e da cui stava per arrivare il raddoppio. Adesso protesta il Mestre Fenice con Mazzon a colloquio con il direttore di gara. Occasionissima Real. In questo momento non basterebbe il successo al Real, che rimarrebbe in zona play-out a -2 dalla salvezza diretta, che andrebbe al Montegrappa, ma resta una vita e ovviamente c'è anche il Mestre Fenice che vuole evitare la retrocessione diretta. Può succedere di tutto. Seguiamo adesso Petri. Colpito Stentella, si va a scusare Petri che dice di non averlo fatto apposta. Si prende comunque il giallo, il 2 che parla con il direttore di gara. Si rialza Stentella. Dice ok il 21 di Lucchetti. Lancio lungo, anticipo di Vailati, testa di Stentella che consegna la sfera a Relandini. Poi l'apertura sulla destra per Triglia che ringrazia ma non tiene in campo il pallone. Quinto del primo tempo, decide il gol di Triglia dopo 67 secondi. Attacca il Mestre Fenice che ha reagito bene allo svantaggio. Petri si allarga, il pallone sulla destra, poi il duello in mezzo al campo con Stentella che cerca la profondità ma non trova Triglia. Tanti contatti, tante situazioni al limite, d'altronde la posta in palio è altissima. Si giocano una stagione queste due squadre, come ha detto Capitan Martinez. Intanto è arrivato il mancino di Galliani, attento Relandini. Dicevamo, come ha detto Martinez, in settimana Real che si gioca la vita quest'oggi. Martinez adesso fuori, al suo posto Sbarra che fa il suo esordio in questo match. Possesso Real con Dani Vega, uno dei giocatori arrivati a stagione in corso. Relandini con i piedi, lancio, petto di Galliani che poi sbatte sul soffitto del Palanselmi. Occhio anche ai falli perché il Mestre ne ha commessi già 4 e manca una vita all'intervallo. Vega, Triglia, raddoppiato, Triglia. Secondo il direttore ultimo tocco delle 16, possesso Mestre Fenice. Reduce il Mestre Fenice dal successo per 8-5 contro l'LD, un successo che ha tenuto aperte le speranze dei ragazzi di Landi che adesso provano con Petri circondato e fermato. Vega, Stentella di prima,
Triglia con qualità, gran pallone per Vega, Mazzon a gestire la sfera con l'esterno elegante Galliani, tocco di ritorno troppo lungo, ringrazia il capitano della formazione ospite Luca Mazzon. Qui ha rischiato qualcosa il Real, è uscito bene il Mestre Fenice. 13:54 all'intervallo. Triglia, duello con Moscoso, raddoppiato Triglia, se la cava alla grande. Vega finta il destro, ancora il 10 a puntare, duello con Galliani, destro Murato. Mazzon, siamo dall'altra parte, Galliani sulla destra, punta anche lui, Galliani suolata, Moscoso, Mazzon, grande azione e grande chiusura di Triglia, giocatore ovunque. Poi riparte Stentella che allarga su Sbarra, Sbarra, giocata, Sbarra, si allarga, la chiusura in fallo laterale di Zanotto. Arriva il fischio dell'arbitro. Giallo per Sbarra, terzo ammonito del match. Il secondo per quanto riguarda il Real dopo Martinez, dall'altra parte Petri. Sarà calcio di punizione per il Mestre Fenice. Moscoso sul pallone. Ruzzene riceve e allarga sulla destra, attende il Fabbrica nella sua metà campo. Galliani, Moscoso, Galliani, Ruzzene, duello con Vega, cambio di passo del numero 8, campo però finito e allora dal fondo con le mani andrà Relandini, autore di un gol quest'anno nel successo qui al Palanselmi per 7-1 contro il Montegrappa. Triglia, duello con Moscoso che si prende il fallo laterale, chiede scusa Triglia, decisivo pochi istanti fa con una chiusura davanti alla porta degna di un grande difensore per un giocatore che sa fare davvero tutto. Ruzzene, Galliani prepara il mancino, è una finta, poi si allarga troppo il 5 che concede la rimessa al Fabbrica, si accomoda in panchina Mattia Triglia che ovviamente di tutti in campo. Adesso Nathan ad agire da pivot, più fisico, meno tecnica per il 9, cercato adesso lo scatto di Nathan, la chiusura di Moscoso, poi Ruzzene, malinteso con Galliani, possesso Real. 7 primi, 29 secondi giocati in questo primo tempo che vede avanti il Real 1-0. Nathan, Vega, punta, duello con Galliani, Vega si allunga la sfera, Cullani lo brucia, termina a terra, calcio di punizione. 4 falli a testa, occhio perché manca una vita per l'esattezza 12 primi e 21 secondi all'intervallo. Entrambe le squadre hanno commesso 4 falli. Cullani, punta, Cullani, Galliani contro Nathan, poi Zanotto con i piedi, pronto il lancio effettuato nel vuoto, pallone che si spegne sul fondo del campo. Relandini con le mani per De Bettio, Vega, Sbarra contro Ruzzene, tocca all'indietro De Bettio, imposta, lancia, pallone impossibile per Sbarra che batte le mani, poi corre verso la panchina, torna in campo il capitano Giovanni Martinez, determinante in occasione del gol che sta decidendo il match, gol pesantissimo. Cullani, Ruzzene, il numero 8 con qualità per Pineiro, mancino murato da Nathan che poi cerca la giocata, sarà rimessa Mestre Fenice. Pineiro
andrà all'indietro da Moscoso, che riceve e allarga sulla destra, punta Ruzene, poi Cullani che non si capisce con i compagni. Possesso Real. Il Real deve vincere e sperare che il Montegrappa non faccia lo stesso, altrimenti sarà play out che per il Real arriverebbe anche in caso di pareggio, ma i ragazzi di Lucchetti non vogliono fare calcoli. Ruzene contro Martinez, tocco all'indietro Moscoso, torna a destra dal numero 8 che va a sinistra da Pineiro. Ruzene, Cullani, Pineiro, profondità, Moscoso di prima, ha capito De Betio che rischia ma ottiene il fallo laterale sul tocco di Pineiro. Siamo quasi a metà del primo tempo, 10:30 all'intervallo, pronto a rientrare Triglia che si è riposato, e il suo gol, il 25esimo in campionato, che sta decidendo il match. Gol semplice per il 16, servito alla grande da Martinez, autore di un grande spunto sulla sinistra. Seguiamo adesso Pineiro, con calma il 3, profondità, Cullani, difesa del pallone, si gira alla grande, Cullani fermato da Nathan, poi protesta Lorenzo Cullani, classe 2003, che qui voleva un fallo, ovviamente non per l'intervento di Nathan. Conclusione, pallone sul palo, ha toccato anche Relandini probabilmente. Conclusione improvvisa, potentissima, violenta da parte di Ruzene, e qui ha rischiato il Fabbrica. Pericoloso il Mestre Fenice che insiste con Moscoso. Ruzene, Pineiro, Nathan in fallo laterale, poi il cambio con Triglia che torna sul rettangolo di gioco. Attacca il Mestre Fenice, buon momento per i veneti che però perdono un brutto pallone. Allora Martinez, fermato regolarmente da Cullani, bravo a rimediare al suo stesso errore. Siamo entrati intanto nella seconda metà del primo tempo. Ruzene, Moscoso, Pineiro, blocco di Moscoso, Ruzene, Cullani, Ruzene, Moscoso si fa vedere, la tiene il numero 8 che preferisce Cullani. Adesso Moscoso, aggredito anche Cullani, pallone sulla destra che però non viene controllato da Ruzene, rimessa che Martinez indirizza verso Triglia, all'uscita di Zanotto che risolve una situazione molto complicata. Gran pallone di Martinez, ma siamo già dall'altra parte con il Mestre Fenice che prova, Cullani fermato, poi De Betio cerca la porta, Zanotto esce dalla sua area, pallone in fallo laterale. Fallo cumulativo contro il Mestre Fenice, e il quinto fallo della formazione ospite. È arrivato anche il giallo per Cullani, il quarto del match, il secondo per il Mestre Fenice. L'importanza di questa partita si capisce anche dai falli, 9 nei primi 11 minuti e 10 secondi, e dei gialli 4. Stanno dando tutto le due squadre. Partita apertissima. Intanto arriva il 2-0 del Montegrappa, ma seguiamo Ruzene, Cullani, gran gol! Il pareggio del Mestre Fenice con un destro perfetto di Cullani che ristabilisce la parità 1-1 al Palazzelmi. 11 minuti 17 secondi, la firma di Cullani che annulla il gol di Triglia. Tutto da rifare per il Real, che però con questo risultato, con il pareggio, andrebbe comunque al play-out. Triglia cercato, trovato su Olata, ancora Triglia,
a lottare, a prendersi il fallo laterale che poi lascia a Martinez. 8:26 all'intervallo, il capitano in mezzo forte, non arriva Triglia e allora sarà possesso Mestre Fenice. Il Real con questo risultato andrebbe al play out, il Mestre Fenice dipende dall'LD. Vailati, Bui contro Martinez, ondeggia il 17, Vailati, Petri, poi Vailati allarga, conclusione, diagonale fuori di pochissimo, chance importante per Ruzzene. Qui ha avuto la palla del vantaggio il Mestre Fenice che la stava per ribaltare. 8 minuti esatti alla fine di un primo tempo davvero intensissimo. Frigerio, Martinez, Frigerio, Stentella, pallone alzato, Triglia, spalla alla porta, fermato, poi Stentella, lotta, Zanotto chiude lo specchio concedendo il male minore, vale a dire il fallo laterale. Battuto Frigerio con il mancino, deviato e allora sarà corner. Il tentativo del numero 11, pronto a rientrare Dani Vega. Calcio d'angolo, Martinez in mezzo, Zanotto la tiene e poi fa ripartire il Mestre Fenice, se ne va Ruzzene, Ruzzene in mezzo per Petri, se lo divora così, occasione enorme, clamoroso l'errore del numero 2 da pochi centimetri, aggraziato Relandini, si resta sull'1-1, ma che rischio per il Fabbrica, da un calcio d'angolo a favore alla palla, gol clamorosa per il Mestre Fenice. Petri allarga, Mazzon in mezzo, Triglia tocca, rimessa laterale per il Mestre Fenice che ha reagito alla grande allo svantaggio iniziale, pareggiando e sfiorando almeno un paio di volte il gol del vantaggio. Anche due legni per i ragazzi di Landi che insistono con Bui, grande lavoro di Bui. La chiusura di Triglia senza Fronzoli in fallo laterale. In vantaggio l'LD, brutta notizia dunque per il Mestre Fenice, ovviamente anche per il Real Fabbrica. Stentella, fallo di Stentella e allora parità anche nei falli, 5-5. Attenzione, 6:43 all'intervallo, le squadre devono fare grande attenzione. Lo spettro di un tiro libero da una parte e dall'altra. Punizione intanto con Vailati sul punto di battuta, Mazzon di prima, Bui punta, duello con Frigerio sulla fascia destra, Bui giocata, Bui in mezzo, se la cava il Fabbrica che poi riparte, 3 contro 2 possibile, Frigerio per Triglia, Triglia controllo destro, Zanotto in corner. Da una parte all'altra a velocità supersonica, sarà calcio d'angolo per il Real, prima però il time out chiesto da Luca Lucchetti.
calcio d'angolo per i padroni di casa. Martinez sul punto di battuta, in mezzo Triglia, grande schema, poi Frigerio, Murato, attenzione a Bui davanti a Relandini, il cucchiaio, bravo Relandini a restare in piedi, poteva fare sicuramente di più il 17 di Landi. Altro rischio del Fabbrica su una palla inattiva a favore, sta concedendo troppo il Fabbrica in ripartenza. Adesso Martinez, grande recupero, assist per Triglia sul palo, adesso Frigerio punta, Frigerio si intestardisce, perde il pallone, riparte il Mestre Fenice da una parte all'altra senza respiro, a terra Mazzon, non c'è nulla. Che occasione per Triglia, a un passo dalla doppietta, fermato dal palo, sta succedendo di tutto. Primo tempo stupendo al Palanselmi, 5:40 al termine. Vega punta, duello tra 10 con Mazzon, Vega! E poi Zanotto dopo la deviazione la blocca senza problemi. Mazzon, respirano, rifiatano le due squadre dopo minuti incandescenti. Vailati, la vuole Bui che ha avuto la palla del vantaggio, ha cercato il cucchiaio, ha trovato Relandini. Vailati, Petri, davanti a lui Martinez. Vailati allora, a destra Bui contro Vega, duello, Bui cerca la giocata, la trova, poi Martinez in calcio d'angolo. 4:56 all'intervallo, 1-1 il punteggio. Triglia per i padroni di casa, Cullani per la formazione ospite, calcio d'angolo. Vailati, altra deviazione, altro corner dall'altra parte, insiste il Mestre Fenice. Vailati si va a prendere il pallone, Vailati all'indietro, Bui controllo, mancino respinto da Vega in fallo laterale. Pronto intanto Giordano Sbarra a rientrare sul rettangolo di gioco, il possesso però è ancora del Mestre Fenice. Provano i veneti con Vailati, sempre il 6, scambio con Galliani che avanza, Galliani in avanti, poi l'ultimo tocco di Martinez, calcio d'angolo, Mestre, sofferenza Real, momento complicato per la squadra di Lucchetti che però ha avuto la palla del nuovo vantaggio con Triglia, fermato dal palo. Attenzione Galliani con il mancino, pallone alle stelle, nessun problema per Relandini. 4:30 all'intervallo, Relandini con le mani, Vega cerca con lo sguardo Triglia, poi preferisce girare su De Betio. Martinez rischia, perde il pallone, Petri aggredito, De Betio recupera, Triglia riparte, Triglia per Vega, pallone lungo. Si ha la sensazione che ogni giocata possa essere quella giusta da una parte e dall'altra. Si affrontano a viso aperto le due squadre. Mazzon, Galliani a destra, Moscoso, Galliani, Moscoso, profondità, Petri con il diagonale fuori. Velenoso il destro di Petri che si è divorato un gol che sembrava fatto davanti a Relandini. Qui è stato bravo Relandini. Sbarra Triglia contro Moscoso, duello e rimessa a Real a 3:42 dalla fine di un primo tempo, come detto scoppiettante. Entrambe le squadre a 5 falli, 4 gialli, occasioni, legni e anche gol, uno a testa. Martinez riceve, punta, Martinez contro Galliani, le finte del capitano che poi va in avanti, Moscoso chiude, Galliani tocca per ultimo, Martinez in mezzo, Triglia spalla alla porta, la fa uscire, De Betio impegna Zanotto che respinge con il piede. 200 secondi all'intervallo,
Possesso Real. Martinez, scucchiaia, testa di Mazzon, De Betio con il sombrero, Martinez con il destro, pallone fuori, ha provato il capitano che poi si scusa con i compagni. 190 secondi all'intervallo, possesso Mestre Fenice con Moscoso che avanza, Galliani senza fretta, attende il Fabbrica, Galliani per Mazzon, Moscoso, Mazzon, imposta il capitano, pallone in avanti, Petri contro Martinez, Petri da posizione defilata cerca di sorprendere Relandini che va con le mani per Sbarra, controllo volante che sembrava riuscito, poi alla fine il pallone si spegne sul fondo e allora Zanotto per Moscoso. 2:40 all'intervallo, Mazzon con l'esterno, Galliani riceve, Ruzzene, Galliani pressato, chiede aiuto a Mazzon, di nuovo Galliani contenuto da Sbarra che tocca per ultimo il pallone e allora rimessa già battuta dal Mestre Fenice. Moscoso sulla sinistra, Ruzzene fermato da De Betio. Possesso ospite, Moscoso, pronto il numero 4, Ruzzene se la trascina fuori, questa volta la rimessa sarà a favore del Real Fabbrica di Luca Lucchetti, primo anno di A2 Elite dopo una stagione favolosa lo scorso anno in Serie A2. La vittoria del girone B e anche la semifinale di Coppa Italia. Galliani la porta, Vailati, Pineiro si gira alla grande, magia del 3 e poi scivolata di Sbarra, netto sul pallone l'intervento del 7. A terra Pineiro che era scappato via sulla sinistra con una bella Veronica, si è girato alla grande, è partito, poi chiuso da Sbarra sul pallone l'intervento del 7, rimessa laterale per Vailati, all'indietro Galliani, protesta il Fabbrica, rimessa Mestre Fenice ancora con Vailati in mezzo, altra deviazione, calcio d'angolo. Si fanno sentire i tifosi, una bolgia il Palanselmi. Vailati, Ruzzene, ancora calcio d'angolo, ancora Vailati, ancora Mestre Fenice, Vailati, all'indietro Galliani, mancino potente ma impreciso, Relandini velocemente a cercare De Betio, pallone complicatissimo che il 15 non riesce ad addomesticare, poi Lucchetti va a richiamare il suo portiere, gli dice giocala semplice, si scusa Relandini, riparte il Mestre Fenice, la chiusura di De Betio, 83 secondi alla sirena che sancirà la fine del primo tempo, 1-1 al Palanselmi. Vailati, Ruzzene, Galliani, Vailati nel cerchio di centrocampo, pallone per Pineiro, rimessa laterale per un Mestre Fenice che è cresciuto in maniera esponenziale con il passare dei minuti, adesso 69 secondi all'intervallo. Galliani, contatto tra Sbarra e Pineiro, si prosegue. Nulla di grave, dice il direttore di gara, si sono rialzati i due giocatori.
65 secondi ancora da giocare. Tanto lavoro anche per i due arbitri. Vailati, Ruzzene in mezzo, Pineiro fermato, Triglia, sbarra, ripartenza Real, sbarra, avanza, velocità, Mancino in mezzo, Zanotto la tiene. Siamo entrati nell'ultimo minuto del primo tempo. Vailati cerca lo spunto, pallone fuori, rimessa laterale. Martinez sul punto di battuta. Il capitano all'indietro, De Betio a sinistra, sbarra che punta, sbarra, doppio passo, campo finito. E allora possesso Mestre Fenice, 41 secondi da giocare. Ruzzene, Vailati, si fa vedere Petri, la tiene Vailati, ancora il 6 che poi cerca la profondità, attenzione alla velocità di Ruzzene. Attentissimo Sbarra che poi chiede il cambio al suo posto Frigerio, rimessa Mestre Fenice. Prima però il time out chiesto da Gabriele Landi a 31 secondi dalla fine di un primo tempo stupendo. Diamo uno sguardo anche agli altri risultati che interessano Fabrica e Mestre Fenice. Montegrappa che sta vincendo 2-0 contro il Maccan Prata e LD che sta vincendo 2-1 contro l'OR Reggio Emilia. Gioco che può riprendere, rimessa per Petri che va da Vailati, 30 secondi, pallone sulla destra, Bui non la tiene in campo e allora Martinez. Si allarga Relandini che riceve, controlla con il destro, lancio lungo, Zanotto la chiama e la blocca senza problemi. Bui, Petri, controllo, Petri allarga sulla destra, non trova nessun compagno e allora rimessa Real a 13 secondi dalla fine. Vediamo se c'è spazio per un'ultima emozione in questo primo tempo che di emozioni ne ha regalate davvero tante. Martinez supera il centrocampo, meno di 10 secondi. Martinez, Triglia, punta Vailati, le finte, il destro in precario equilibrio. Nessun problema per Zanotto, 3 secondi, lancio lungo inevitabile. Zanotto, pugni di Relandini, poi arriva la sirena. Bello anche l'abbraccio tra Relandini e Bui. Si chiude qui il primo tempo 1-1 tra Real Fabrica e Mestre Fenice, vantaggio dei padroni di casa con Triglia dopo 67 secondi, poi il pareggio di Cullani dopo 11 primi e 17 secondi. Restate con noi, tra qualche minuto il secondo tempo di questa bellissima sfida. Fischietto in bocca,
Tutto pronto per il secondo tempo di Real Fabbrica Mestre Fenice. Si ripartirà dall'1-1. Petri nel cerchio di centrocampo. Si riparte. Bui sulla destra. Subito l'1 contro 1 con Frigerio. Poi Mazzon a terra il capitano nel duello con l'altro capitano. Rimessa laterale per la formazione ospite. Bui pronto a battere il 17, si avvicina Mazzon che riceve, pallone in mezzo per Petri che liscia la sfera e allora sfuma così una buona chance per il Mestre Fenice, che cerca di partire forte nella stessa maniera in cui aveva chiuso il primo tempo in crescendo per i ragazzi di Landi. Adesso Real Fabbrica, chiusura di Vailati, poi Triglia a lottare, Bui a recuperare, lancio lungo, testa di De Bettio. Frigerio, punta, Frigerio con il mancino contenuto da Vailati, ultimo tocco di Frigerio, ha visto bene il direttore di gara, sfortunato qui il numero 11 del Real Fabbrica, rimessa laterale già battuta dal Mestre Fenice che prova con Mazzon, tacco all'indietro per Vailati, Bui sulla destra, rimpallo e alla fine rimessa laterale. Anzi no, fallo, punizione battuta velocemente dal Real Fabbrica sul primo fallo del secondo tempo. Zanotto, Bui attaccato, Mazzon alza il pallone, De Bettio in vantaggio, non vuole rischiare, allontana Mazzon in anticipo, controllo difettoso del capitano, rimessa laterale per il Fabbrica. Se ne sono andati i primi 60 secondi del secondo tempo, 1-1 il punteggio, un punteggio che manderebbe il Fabbrica ai play-out e il Mestre Fenice in Serie A2, ma manca una vita e può succedere ancora di tutto. Zanotto con le mani per Vailati, imposta il 6, attende il Fabbrica, Vailati per Petri, Bui sulla destra, di nuovo Vailati, di prima pallone un po' pigro per Mazzon, tocca Frigerio, poi la presa sicura di Zanotto, Vailati, Petri aggredito, Petri sulla destra, Bui, Vailati, Bui ha tanto spazio, Bui prepara il mancino, lo prova, contenuto, poi confusione, alla fine De Bettio prova a uscire, si allarga, se ne va De Bettio, Triglia può puntare, Triglia in mezzo, De Bettio voleva un pallone diverso, qui l'aveva costruita bene il Fabbrica con un'ottima ripartenza, poi il malinteso finale tra Triglia e De Bettio. Adesso Vailati, Mazzon in avanti, Bui ricomincia da Vailati, a sinistra Petri che non controlla, Martinez vuole battere velocemente, Martinez, Frigerio, De Bettio, destro da lontano, bella conclusione controllata però da Zanotto, pallone in calcio d'angolo, il tentativo di De Bettio. Ancora De Bettio, ancora il destro, ancora fuori, rimessa dal fondo, però questa volta nessuna deviazione. 2:20 sul cronometro del secondo tempo, parità al Palanselmi. Petri centralmente per Bui che allarga, Mazzon, Petri, grande azione, Petri, Relandini mostruoso a chiudere lo specchio. Poi ripartenza Real con Triglia, Triglia fitta al destro, va sul mancino, Triglia in mezzo, Martinez a terra, riparte allora il Mestre Fenice tra le proteste del Real Fabbrica. Ritmi infernali anche in questo secondo tempo. De Bettio, Martinez, di nuovo De Bettio, largo sulla destra con l'esterno, Frigerio controlla male e allora Vailati, Bui, pallone a cercare Mazzon, poi De Bettio elegante, Relandini, De Bettio la tiene in campo il Fabbrica che poi però allontana con la rimessa con le mani già battuta da Zanotto. Bui
profondità, Mazzon si gira, mette in mezzo Frigerio, petto di Triglia che tiene in campo il pallone, attenzione al 16 che può puntare, Triglia, velocità, Mancino, Vailati, grande chiusura del 6 che si prende l'applauso della sua panchina. Andrà Martinez per questo fallo laterale. Pronto il capitano del Fabbrica, autore dell'assist per Triglia che ha sbloccato il match. Frigerio sbatte su Bui, ancora Real, ancora rimessa, si resta nella stessa zona di campo. Martinez questa volta per Triglia, esterno elegante all'indietro, De Betio, Frigerio, ripartenza Mestre Fenice, poi Bui, salta De Betio, salta Frigerio, allarga su Ruzzene, giocata Ruzzene, Relandini, straordinario, che parata sul lampo di Ruzzene che qui era sgusciato via con qualità, personalità, poi ha dovuto fare i conti con il numero 22 avversario. Calcio d'angolo Mestre Fenice, pronto Vailati che scucchiaia, tentativo al volo di Mazzon, il capitano svirgola completamente, poi lascia il campo al suo posto Galliani. Pallone addirittura in fallo laterale, 3:57 sul cronometro. Tra poco tornerà in campo Cullani, autore dell'1-1. Relandini con il lancio impreciso, non può arrivare Nathan. E allora possesso Mestre Fenice, è pronto come detto Cullani, autore dell'1-1 nel primo tempo. Primo tempo bellissimo, bellissimo anche l'avvio di secondo tempo. Siamo al quinto, queste due squadre si stanno giocando l'intera stagione. Vailati, Ruzzene, scambiano i due, Galliani, Bui, Galliani in profondità per Bui, pallone intercettato da Relandini, poi Stentella rischia, aggredito, spazza via, pallone recuperato da Bui, Mancino su Martinez, rimessa laterale. Vailati sul pallone, Cullani sempre a bordo campo. Bui con il mancino debole, respinto, contatto, protesta Nathan, si prosegue. Ancora Mestre Fenice allora con Bui, duello con Nathan. Bui, Vailati, cambio di lato, Galliani. Si allarga il 5, raddoppiato, ricomincia da Bui. Ancora più indietro per Zanotto. Aggredito, Vega recupera, poi la scivolata, esagera qui il 10 che ha cercato la giocata stellata, sarà rimessa laterale per il Mestre Fenice. Si accomoda in panchina Bui, eccolo in campo Cullani, la solita azione che parte da Vailati. Galliani attende il Real Fabbrica, Galliani cambio di lato, Ruzzene cerca un altro spunto dei suoi, Vailati in avanti, Cullani a terra, recupero regolare di Stentella, poi Nathan, giocata, Nathan, Zanotto, che uscita del portiere, Cullani esalta i riflessi di Relandini, occasioni da una parte e dall'altra. Prima Nathan con un'azione personale fermata da Zanotto, poi il destro potente di Cullani, la respinta di Relandini in fallo laterale, possesso Mestre Fenice. Vailati, deviazione, gol, la ribalta il Mestre Fenice che passa a condurre 2-1 per la squadra ospite al Palazzelmi. Costretto a inseguire per la prima volta nel match il Real Fabbrica di Lucchetti, la ribaltata Vailati. Nathan contro Moscoso, duello sulla sinistra, Nathan cambia passo, Nathan va via, entra in area di rigore, mette in mezzo, Zanotto a chiudere in calcio d'angolo. Con un pizzico di fortuna ha capovolto tutto il Mestre Fenice. Adesso prova il Fabbrica, la reazione immediata. Sbarra,
Nuovo calcio d'angolo, pallone scucchiaiato, Vega, controllo, le finte del 10 che va via, Vega da posizione impossibile, nessun problema per Zanotto. Con questo risultato Mestre Fenice ai play-out e Fabbrica retrocesso in A2, ma il tempo c'è per cambiare tutto. Nathan, molto ispirato il 9, che qui probabilmente chiede un po' troppo al suo mancino. 3-1 per il Montegrappa, continua a vincere anche l'LD, avanti 2-1. Ma torniamo in cronaca per seguire il possesso del Mestre Fenice, la presa di Zanotto, lancio lungo, duello Ruzzene-Sbarra, possesso Real. 13:31 da giocare in questo secondo tempo che ha capovolto la situazione. Vega, Stentella, Nathan spalla alla porta, si gira Nathan, duello con Moscoso, Nathan la tiene, Nathan Sbarra sulla sinistra, duello contro Ruzzene, Sbarra passa, mette in mezzo, nessuno ha seguito l'azione, era passato Sbarra. Rimessa laterale per il Mestre Fenice. Ruzzene, lancio lungo, Cullani contro Stentella, entrambi a terra, calcio di punizione per il Fabbrica, protesta Cullani, uno dei 4 ammoniti, secondo fallo del Mestre Fenice in questo secondo tempo, nessuna scorrettezza invece commessa dai padroni di casa fin qui. Vega, Sbarra, altro spunto, a terra Sbarra, non c'è nulla, riparte Cullani, Cullani va via, giocata di Cullani, Vega risolve. Di nuovo a terra Cullani e Vega, altro fallo di Cullani, il terzo del Mestre, il secondo ravvicinato per il numero 94. Nathan, suolata per Vega che cerca lo spunto contenuto da Ruzzene, Ruzzene va da solo, Ruzzene con la suola, qualità Ruzzene, alla fine fermato da Sbarra in fallo laterale. 12:26 da giocare, che tensione da una parte e dall'altra e anche in tribuna, in campo, in panchina, sugli spalti, si sente l'importanza di questo match. Attenzione, Cullani riceve, punta, Cullani scarica il destro, Stentella lo contiene, poi Gagliani si accontenta del fallo laterale. Gagliani, Cullani, spalla alla porta, il fallo di De Betio, il primo fallo del Real Fabbrica in questo secondo tempo. Fuori Cullani, dentro Petri, pronto anche Bui, ma prima si batterà questa punizione, l'anticipo di De Betio, allora Sbarra. Punta Gagliani, Sbarra, cambia passo, va via, allarga sulla destra, Nathan, Zanotto a dire di no, poi spazza via Ruzzene tra le braccia di Relandini. Vega, rimessa dal fondo, che spunto di Sbarra e che conclusione di Nathan che si sta facendo valere. Zanotto però ha negato il pari ai padroni di casa. De Betio imposta a lui, è partito Nathan, cercato, trovato Nathan, scivolata decisiva di Moscoso. 11:35 al termine del match, possesso Real, sotto 2-1 la squadra di Lucchetti e avanti il Mestre Fenice. De Betio in mezzo, deviazione, ancora Real con un'altra rimessa laterale, intanto cure per Vailati. Sbarra, Vega, prova lo spagnolo che torna dal 7, Sbarra, punta, blocco di Vega, Sbarra, Nathan sulla destra, Nathan, finte, Nathan, Sbarra,
Sbarra contro Moscoso, pallone poi preda di Zanotto. Ruzzene in avanti, Nathan cerca l'anticipo, manca il pallone, ma sarà possesso Real con la rimessa dal fondo a 11:04 dalla fine. De Betio sbarra, altro 1 contro 1, doppio passo, sbarra, mancino, Vailati in fallo laterale. Poi scintille in campo e giallo per Triglia. Quinto giallo del match, terzo per il Real dopo Martinez e Sbarra. Siamo vicini all'ultimo quarto di gara, 10:52 alla fine. De Betio, Triglia, spazio, calcia, lo fa male, dimenticato dalla difesa. Ha avuto una buona chance il 16, che però non ha trovato la porta. Ancora Real, adesso a premere Nathan, la porta, Nathan in avanti, Triglia, controllo, tocco di ritorno, Nathan chiuso da Pineiro, calcio d'angolo. Si arrabbia Vailati con i compagni, fischia il direttore di gara che dice che va sistemata la porta. Operazione effettuata da Zanotto, calcio d'angolo Real, 10:34 da giocare. De Betio per Sbarra, altra deviazione, altro calcio d'angolo, altro schema chiamato da De Betio. Pronto il giocatore di Lucchetti che va da Nathan, conclusione altissima. Zanotto con le mani rimetterà in gioco la sfera. Pronto Zanotto, il 12 va a cercare Petri a terra, sbilanciato da De Betio in maniera lecita secondo il direttore di gara. Adesso Triglia, serve la sua qualità al Real per evitare una sconfitta che al momento vorrebbe dire retrocessione. Triglia, il fallo, le scuse del 16, deve fare attenzione perché è anche ammonito, secondo fallo del Real. Vailati, Bui, Vailati, Zanotto, aggredito, attenzione a Nathan che recupera, poi Zanotto recupera il pallone, lo serve a Pineiro che va a destra da Bui, Pineiro contenuto da Sbarra. Siamo entrati nell'ultimo quarto di gara, 9:52 da giocare, partita apertissima, un gol a dividere queste due squadre con il Mestre Fenice avanti 2-1 sul campo del Fabbrica. Pineiro, poi presa comoda di Relandini che ha già servito Nathan, a spazio, punta, Nathan sulla sinistra, finte, Nathan ricomincia da De Betio, poi Sbarra sulla destra, punta anche lui, Sbarra 1 contro 1 che diventa 1 contro 2, allora Sbarra va da De Betio, ragione il 15, De Betio, profondità, Nathan, difesa del pallone, scarico all'indietro, Sbarra, Nathan si allarga, Nathan va, entra in area di rigore, Nathan, Sbarra, prepara il destro, Sbarra, lo prova, Vailati si immola, poi De Betio calcia per evitare la ripartenza del Mestre Fenice. Testa di Nathan, pallone in fallo laterale sul rilancio di Zanotto. 9:06 al termine del match, possesso Mestre Fenice. Petri si gira, vuole lo spazio per il destro, cerca la giocata, passa con un pizzico di fortuna, ancora Petri a terra, c'è il fallo di De Betio, è il terzo, parità nei falli qui al Palanselmi. (3-3) all'andata.
con il Fabbrica che chiuse in vantaggio il primo tempo 2-1. Poi la rimonta del Mestre Fenice capace di portarsi sul 3-2, alla fine il pareggio di Eredia a 71 secondi dalla sirena. Seguiamo questa punizione con la conclusione di Bui, allontanata da Relandini, che non ha voluto rischiare la presa, saggiamente direi. Vailati, fallo laterale, Bui ci riprova, Relandini con il piede, pallone che si impenna, Bui in anticipo, lotta con Frigerio, allontana Bui, Martinez, Frigerio a terra, riparte il Mestre Fenice, 3 contro 2 possibile, Vailati fermato regolarmente, allora il Fabbrica con Martinez, Triglia in mezzo, il pareggio di De Bettio, 2-2, esplode il Palanselmi, protesta il Mestre Fenice che voleva un fallo. Che partita, che partita. 2-2 al Palanselmi, 8:33 da giocare. Cambia di nuovo lo scenario. Con questo risultato Fabbrica al play-out e Mestre Fenice in A2. Protesta ancora il Mestre Fenice, la squadra veneta voleva un fallo su Vailati che adesso si accomoda in panchina. Landi carica i suoi ragazzi, andiamo, restiamo in partita, il tempo c'è. 2 gol nel primo tempo, 2 gol nel secondo tempo, parità, equilibrio. Ruzzene, Moscoso, Bui. Lancio per Mazzon che incrocia, occasione immediata per il Mestre Fenice. Relandini con le mani, lancio per Triglia che non controlla e allora andrà Zanotto con le mani. Bui, Mazzon, il capitano per Ruzzene. Bui, Ruzzene in avanti per Mazzon, la difesa del pallone del capitano che lotta con Stentella. Mazzon per Bui e poi il tocco ravvicinato di Moscoso. Torna immediatamente avanti il Mestre Fenice che punisce il Fabbrica, 3-2. ...29 secondi dopo il pareggio di De Bettio arriva la rete di Moscoso, di nuovo avanti il Mestre Fenice, di nuovo costretto a inseguire il Real Fabbrica. 8:02 da giocare, finale da vivere con grande attenzione. Provano a incitare i propri ragazzi, i tifosi del Real. Martinez scambia con Frigerio, Martinez per Stentella, tocca Gagliani, rimessa laterale. Martinez, Frigerio, può puntare il numero 11 che poi va da Stentella, controllo e scarico. Martinez, Triglia, serve la sua qualità, Triglia ondeggia, Triglia, Frigerio chiude il Mestre Fenice che riparte con Gagliani. Gagliani, duello con Stentella, si prende il fallo laterale il numero 5, applaude Landi, soddisfatto di questa giocata. Mazzon in avanti, Ruzzene, poi Relandini spazza via risolvendo una situazione complicata. Possesso veneto a 7:19 dalla fine.
parità nei falli, 3-3, avanti di un gol la squadra di Landi. Deviazione ancora rimessa laterale, ancora possesso Mestre Fenice. Gagliani batterà lui, Moscoso la sta decidendo questa partita. Scambio con Gagliani che ricomincia da Zanotto, controllo con la suola, lancio con il destro, lascia passare Frigerio, blocca Relandini. Frigerio aggredito, cerca Triglia che lotta ma viene chiuso. Ruzzene, Moscoso davanti a Relandini che si oppone e salva il Real da almeno 2. Chance per il poker. Moscoso vicino alla doppietta ravvicinata. Gagliani in mezzo, Triglia la tiene anche in campo, Triglia poi la difende, Triglia lotta, trova Frigerio, Martinez prova a lanciare nuovamente Frigerio, fermato in fallo laterale da Gagliani che poi chiede scusa dopo aver preso il pallone. Contatto con Frigerio, a terra dolorante il numero 11, allora gioco fermo al Palanselmi, da verificare le condizioni di Frigerio, serve l'intervento dello staff medico sanitario. Applausi per Frigerio che va verso la panchina prima della rimessa laterale, l'intervento dello spazzolone, mentre 3-3 tra LD e OR, risultato che interessa queste due squadre. 3-1 per il Montegrappa invece, che continua a vincere. Martinez, si fa vedere Nathan che cerca la porta, trova l'opposizione di Cullani, ancora Real, questa volta con De Betio. Martinez, De Betio, bello scambio, De Betio fermato da Gagliani in fallo laterale. Chiama lo schema il numero 15 di Lucchetti, arriva Nathan, destro altissimo ma deviato, quindi calcio d'angolo. 6:18 da giocare, partita in bilico, calcio d'angolo Real, sotto di un gol la squadra di Lucchetti. Martinez la chiama De Betio, cercato, trovato, Mancino in mezzo, Moscoso, poi Cullani cambia lato, pallone preciso per Gagliani, ma arriva il fischio del direttore di gara. Quarto fallo del Real Fabbrica, a 3 il Mestre Fenice. Punizione per Vailati che va a lungo a cercare Cullani, testa di Nathan, testa di Martinez, Gagliani, poi De Betio all'indietro verso Relandini che va da Martinez, profondità, Triglia, suolata, Martinez torna da Triglia, Triglia cerca il destro, Murato, ripartenza per Ruzzene, fermato, e allora De Betio, Mancino, fuori. Zanotto per Cullani, spalla alla porta, Cullani chiuso da De Betio che poi imposta, attende il Mestre Fenice. Nathan, l'errore malinteso con De Betio,
Il capitano ragiona, Frigerio per De Betio, Martinez di prima, ha toccato Mazzon, deve ricominciare da dietro il Real Fabbrica e i secondi passano, 70 secondi alla fine. Martinez, Nathan, esce su di lui Mazzon, Martinez, Frigerio, di nuovo Martinez, il capitano torna dal numero 11, Frigerio cerca la porta, il tacco di Triglia, il riflesso di Zanotto che poi calcia fuori di poco. Batterà direttamente Triglia che va da Frigerio. Siamo entrati nell'ultimo decisivo minuto. Martinez, sguardo al cronometro, al tabellone. Martinez, l'errore, Zanotto blocca, vuole rimettere in gioco velocemente la sfera. Zanotto, lancio, anticipo di Frigerio che poi rischia, perde il pallone. Martinez in fallo laterale. 27 secondi alla fine, possesso Mestre Fenice. È finita 4-4 tra LD e OR Reggio Emilia. A terra Zanotto, gioco fermo. Si rialza Zanotto, 27 secondi alla fine. Zanotto sostituito momentaneamente al suo posto Genovesi, ma Zanotto dovrebbe rientrare immediatamente alla ripresa del match. Possesso Mestre Fenice con Gagliani pronto a battere il fallo laterale. Pallone in avanti per Mazzon, duello con Frigerio, Mazzon per Petri, colpo di tacco fuori, ha avuto la palla del 4-2 del KO, l'ha sprecata Petri e allora c'è speranza per il Fabbrica, ma deve fare in fretta la squadra di Lucchetti. 15 secondi alla fine, Nathan colpisce male, Zanotto blocca e poi va a lungo con le mani a cercare Petri, anticipo di Martinez, Nathan per Triglia, pallone fuori, allora rimessa Mestre Fenice. 4 secondi, urla Landi, 4 secondi. Pallone in avanti per Petri che calcia e chiude il match calando il poker. 4-2 del Mestre Fenice che condanna il Real Fabbrica alla retrocessione. Batte Triglia per De Betio che attende la sirena. Finisce qui il match. Vince il Mestre Fenice che spugna per 4-2 il campo del Fabbrica e conquista i play-out. Retrocede invece la squadra di Luca Lucchetti. Questo è il verdetto del campo, amarissimo per i padroni di casa. Il Mestre Fenice invece può ancora lottare per mantenere la categoria. Primo turno dei play-out che andrà in scena il 2 e il 9 maggio. Si salutano le due squadre in mezzo al campo. Noi vi ripetiamo il punteggio: Fabbrica 2, Mestre Fenice 4. Un saluto da Antonio Iozzo e buona serata a tutti.
È tornata avanti l'LD contro l'OR, 4-3. Profondità, Nathan recupera, Martinez con il destro, chiude Zanotto, poi Ruzzene davanti a Relandini, Relandini salva ancora il Real e siamo dall'altra parte con Triglia. Emozioni infinite. Nathan, 5 minuti alla fine, una vita nel futsal. De Betio per Triglia, controllo con il petto, sombrero, uscita di Zanotto che resta a terra, contatto con Triglia. A terra il portiere del Mestre Fenice. Si rialza Zanotto, per fortuna nulla di grave dopo il contatto con Triglia. Quinto fallo per il Real Fabbrica. Quinto fallo per i padroni di casa. A 3 il Mestre Fenice, avanti di un gol qui al Palanselmi. Lancio lungo, De Betio contro Cullani, tocca il 15. Rimessa per i veneti. Vailati, Mazzon, Vailati, Zanotto con i piedi il numero 12. Lancio a cercare Gagliani che non controlla. Nathan, la porta, il numero 9, De Betio, controllo difettoso, Cullani arriva e ottiene il fallo laterale. Occhio anche alla stanchezza, oggi giornata caldissima, clima bollente in tutti i sensi qui al Palanselmi. Pallone che passa, rimessa dal fondo, torna in campo Petri. Relandini con le mani per Martinez, il capitano verso Triglia, duello con Vailati, tutto regolare per i due arbitri. Mazzon, l'errore del capitano, recupera l'altro capitano Martinez. Triglia può puntare, Triglia si accentra, Triglia prova, fermato. Poi attenzione a Petri, superiorità numerica, Mazzon in mezzo, De Betio miracoloso. Che recupero del 15 che poi se la prende con Martinez. Qui ha avuto la palla del 4-2 il Mestre Fenice, occasione gigantesca per i ragazzi di Gabriele Landi. Resta in vita il Fabbrica a 3,57 dalla fine, calcio d'angolo. Mazzon con la potenza ma non c'è la precisione, ci sarà la rimessa dal fondo, prima il time out chiamato da Luca Lucchetti, forse anche per preparare il portiere di movimento.
Eccolo, il portiere di movimento del Real Fabbrica, è tutto pronto. Triglia tra poco sul rettangolo di gioco, prima però sarà Relandini a battere questa rimessa dal fondo con le mani. Martinez pressa il Mestre Fenice per evitare l'ingresso in campo di Triglia. Vailati, Zanotto, fallo laterale e allora portiere di movimento Real. 5 contro 4 della squadra di Lucchetti. Power play con Triglia al posto di Relandini a 3:30 circa dalla fine del match. Martinez, Triglia, tocca male, non controlla Stentella e allora possesso Mestre Fenice. Gestito male il primo possesso con il portiere di movimento per quanto riguarda il Fabbrica. Gagliani batte male e allora seconda chance con il power play per i ragazzi di Luca Lucchetti. 202 secondi alla fine. Martinez porta palla con calma, supera il centrocampo. Martinez centralmente, prepara il destro, lo prova Zanotto. Ottimo riflesso, ancora Martinez, De Betio, Stentella, Martinez. 3 minuti alla fine. Martinez, Stentella, controlla male, Moscoso cerca la porta, fuori di nulla. C'è stata anche una deviazione, calcio d'angolo per il Mestre Fenice che ha più volte sfiorato il poker. Si resta sul +1 per i ragazzi di Landi che adesso tornano ad attaccare con questo calcio d'angolo. Vailati sul pallone, 2:53 da giocare, pronto il 6. Vailati in mezzo, pallone allontanato, Frigerio, Martinez per Stentella che controlla, Stentella contro Mazzon, duello sulla destra, il fallo di Mazzon, calcio di punizione per il Real Fabbrica. Protesta Mazzon, protesta anche Petri. Questa è la decisione del direttore di gara. Calcio di punizione, chiede ancora spiegazioni Mazzon. Quarto fallo del Mestre Fenice, ricordiamo a quota 5 il Fabbrica. Calcio di punizione, Nathan sul punto di battuta, pronto a ricevere Frigerio nel cerchio di centrocampo. Pallone toccato male per Martinez, altro errore del Fabbrica che sta rischiando tanto. Vailati sbaglia anche lui, adesso sì, la stanchezza ma anche la paura. Il pallone inizia a scottare in maniera spaventosa. 2:30 alla fine del match, tutto aperto. Frigerio sulla destra, Nathan, De Betio, l'errore, attenzione, Petri con la porta vuota, Nathan in fallo laterale, altro brivido per il Fabbrica. 136 secondi alla sirena. Mazzon, Gagliani, Vailati prova a far passare qualche secondo il Mestre Fenice che si prende il fallo laterale sul controllo errato di De Betio. Petri controlla ma il pallone è uscito e allora di nuovo Triglia per Relandini a 126 secondi dalla fine. Deve rischiare il Real con il power play. Martinez per Triglia, Triglia a terra, le proteste del Real che qui voleva il calcio di rigore. (109 secondi). Frigerio, Martinez, Triglia, Frigerio, De Betio per Triglia, poi Frigerio, allontanato il pallone, Martinez. 90 secondi alla fine. Martinez, il destro, Zanotto allontana in fallo laterale. Nathan, Martinez